Questa villa ha una storia, una villa veneta del Settecento, degli Zen, che erano dei patrizi veneziani, ma anche delle storie, perché a un certo punto era del conte Alessandro Guiccioli, che aveva sposato una ragazza bellissima, Teresa Gamba. La Teresa Gamba va una volta in gita a Venezia e incontra Lord Byron, si innamorano. Il conte viene a saperlo, si arrabbia e allora dice a Teresa: vai là in esilio a Kazan, vicino al Po, in mezzo alla campagna. Peccato che poi Byron invece la raggiunge qua. È un posto veramente romanticissimo. Da questo salotto di Villa Zen pare che Lord Byron abbia composto e ideato alcune delle sue poesie migliori, ispirato certamente dalla bellezza della Teresa Gamba, ma anche dal panorama del Po. Una volta l'argine era più basso e da qui si vedeva il grande fiume. Allora, l'antefatto è noto. Il conte Alessandro Guiccioli scopre la tresca della sua giovane e bellissima moglie Teresa Gamba con Lord Byron. Lo scopre a Venezia e la manda qui, in esilio, a Kazan. Ma i due si scrivono ed ecco qui, allora, dal diario di Alessandro Guiccioli. Cara Teresa, la mattina a Kazan vi alzerete presto, vestirete con modestia, darete disposizione al personale, pranzerete col fattore e la sera vi coricherete di buon'ora, senza vedere nessuno. La risposta di Teresa, sempre dal diario di Alessandro. Caro Alessandro, la mattina a Kazan mi alzerò all'ora che vorrò, mi vestirò come più mi aggraderà e vedrò e pranzerò con chi mi farà piacere. Tomò. L'atmosfera della villa è bellissima perché è viva, abitata, verissima e poi ci sta benissimo Lord Byron perché l'atmosfera è un po' veneziana, padan, anglosassone perché l'attuale proprietaria, la signora, è una signora italo-irlandese. What if thy deep and ample stream should be a mirror of my heart, where she may read the thousand thoughts I now betray to thee, wild as thy wave and headlong as thy speed. Oh, Maria Adelaide, buongiorno, la padrona di casa. Come stai? Detta Mailai? Detta sì, perché quando uno ha un doppio nome lo storpiano in tutti i modi. Io da piccola non sapevo dire Maria Adelaide, quindi mi chiamavo My Light. Bene, Mailai perché la mamma è irlandese. Irlandese. Si vede, la villa è, come dire, ha un'atmosfera anche molto inglese, ci sta benissimo. Lord Byron, cosa dice qua più o meno? Ma lui scrive per il suo grande amore, Teresa Gamba, per il fiume che scorre qua dietro e per questa casa, dove lui veniva segretamente a incontrare Teresa e si preoccupa un po' che il fiume possa interpretare i suoi pensieri nei confronti di Teresa. E nonostante il marito, appunto, Alessandro Guiccioli, Alessandro Guiccioli, almeno diamogli il nome giusto, poveretto. Guiccioli? Guiccioli. Conte Marchese, Guiccioli? Marchese, Alessandro. Urca, ho sbagliato 2 volte. Vabbè, non sono adatto a queste Se cose. ne farà una ragione ormai. Sì, io mi chiedo scusa, ma sono proprio veramente Guiccioli. 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 Maria Adelaide, come si chiama la tua cavalla? Sunlight. Sunlight. Sì. Ah però. E lui come si chiama? Eddie. Ma sì, dai, Edoardo praticamente. Scusa, Edoardo, non volevo... Ecco fatto. Perfetto. Oddio, scusi, ma manca il pomolo qua. Ma il pomolo, la sella è comunque una sella da trekking bellissima. Ha parlato di trekking, per cui Sì. qui
si possono fare un sacco di Qui gite. c'è uno sconfinato terreno per poter fare trekking e quindi si possono fare delle escursioni bellissime vicino al fiume. Quindi si possono fare tutte le passeggiate volendo. Tutte le passeggiate del mondo in giornata oppure con tappe, per esempio in altre strutture tipo queste che hanno la possibilità di ricevere cavalli e cavalieri. Beh, altro che trekking, a me basta un giro in giardino. Scusi, io non pretendo tanto, proprio 4 metri per dire sì, sono andato a Villa Zena e sono andato a cavallo. Pistolone, ciao. Maria Adelaide, coi piedi per terra e oltre che fare le passeggiate a cavallo, cosa si può fare qua? Di più, diciamo così... Meno pericoloso. Ecco, bravo, sì. Allora, guarda, secondo me il Polesi nel Delta è un giardino tra le città d'arte, per cui cose da fare ce ne sono tantissime. C'è un territorio enorme da scoprire in bicicletta, da scoprire in barca con i pescatori, da scoprire in canoa e da scoprire naturalmente a cavallo. Tutte le città d'arte più famose al mondo, Venezia, Ravenna, Ferrara, Verona, sono tutte raggiungibili in un'ora da qui. Va bene. Ciao, grazie allora. Ciao, grazie. Molto gentile, che bello. Ciao, arrivederci. Adelaide torna a cavallo, io invece proseguo perché mi ha fatto venire voglia di Polesine.